Questa perdita di 11 posizioni rispetto all'anno precedente non è nulla di nuovo, anzi era assolutamente prevedibile. Venezia non ha una politica ambientale degna di questa città, basti pensare che l'assessore all'ambiente in carica è anche assessore all'urbanistica. Si vede evidentemente che l'ambiente e tutte le attività relative ad esso non meritano l'importanza che dovrebbero avere, specialmente in una città che effettivamente è un modello di unicità in quanto a politiche di gestione ambientale. E purtroppo non è cosa recente, però una figura importante che aveva capito veramente le peculiarità di Venezia in ambito ecologico è stato Casellati nell'88, veramente un pioniere dell'ambientalismo a livello planetario, primo assessore all'ecologia in Italia nel 71 e nell'88, come molti si ricordano, le mucillagini, l'inquinamento, l'eutrofizzazione della laguna, lui fu il primo a vietare la vendita di detersivi contenenti fosfati. Casellati per questo diede vita a una rivoluzione planetaria sull'utilizzo di questi prodotti. Oggi ci troviamo invece in una situazione in cui Venezia, complice anche sicuramente le condizioni geomorfologiche della pianura padana, comunque risulta una delle città più inquinate d'Italia. Complici chiaramente le crociere, anche il settore crocieristico che inquina moltissimo, manca una politica di riduzione dell'impatto delle imbarcazioni a motore, adesso c'è qualche iniziativa privata, però purtroppo manca sempre l'intervento del pubblico. Il pubblico è determinante nel dare una spinta a questa transizione e per ora non c'è nulla di nuovo se non una sperimentazione di un vaporetto ibrido, ma un vaporetto insomma che risale a 20 anni fa, l'hanno aggiornato, però è ancora pochissimo per dare vita veramente a una rivoluzione in questi termini. L'ampliamento dell'inceneritore di Fusina in che dimensione si colloca rispetto al futuro ambientale del Comune di Venezia? È una cosa gravissima, fortunatamente ci sono associazioni, comitati che si danno un grande affare, ma sembra un'attività che ha un approccio vecchio di 30 anni, non c'è una minima intenzione di ridurre i rifiuti alla fonte. Questa è veramente una cosa drammatica per la salute, poi perché anche quello che si percepisce, almeno quello che avverto io, è che l'ambiente sia vissuto a livello sia di gestione pubblica sia di percezione dei privati come un costo. La tutela dell'ambiente è vista come un costo, invece è la base. Come ha detto qualcuno ben più titolato di me, l'economia si dovrebbe muovere nei confini dell'ambiente e non viceversa. Incenerire i rifiuti non è il modello da perseguire, è riduzione. Ovviamente una parte andrà incenerita, ma vista la portata del progetto, in cui si dovrebbero anche bruciare fanghi di discarica, percolati, fanghi di fognatura contenenti FAS, il rischio è elevatissimo. Quello che mi stupisce è che non ci sia veramente una sollevazione popolare per discutere di questo progetto, perché la salute è trasversale, ci sono dei temi che non sono né destra né di sinistra, la salute riguarda tutti, l'ambiente. Quali sono le prospettive di una città come Venezia che potrebbe essere il simbolo di una rinascita verde nel mondo? Le prospettive, mi ricollego a quanto dichiarato qualche settimana fa da un ricercatore del CNR esperto della laguna, Venezia negli anni, se vogliamo che continui ad esistere, dovrà essere isolata dal mare. È scomodo, è brutto pensare a una condizione simile, però questo è quanto dicono insomma, i modelli più aggiornati. Se Venezia nei prossimi decenni continuerà, avrà bisogno di ridurre drasticamente l'impatto, ha bisogno di cultura soprattutto, cioè le persone che siano cittadini residenti o comunque residenti acquisiti da fuori hanno bisogno di capire che bisogna cambiare profondamente il modello di sviluppo e di consumo. Proprio su questo punta Venezia Pulita. Sì, Venezia Pulita punta su dare qualche informazione, suggerimento, non è proprio una questione di educazione, sarebbe troppo supponente. E Venezia Pulita cerca di dare così degli spunti di riflessione, dei piccoli consigli per ridurre l'impatto. Una cosa a cui punto moltissimo tramite Venezia Pulita è la questione degli scarichi di reflui. Pochi lo sanno, a parte ovviamente i veneziani, che Venezia scarica in Rio più o meno quasi tutto. Ci sono dei sistemi di depurazione come le fosse biologiche, ma sono poco efficienti e soprattutto se sono usate male come vengono usate, perché
abusiamo, specialmente in questo periodo di pandemia, di igienizzanti, disinfettanti di vario genere, e le fosse perdono drasticamente di efficacia e non ci rendiamo conto che poi quello che riversiamo in canale arriva anche, ogni tanto ovviamente diluito attraverso il mare, arriva anche nelle nostre tavole. Manca un approccio proprio di conoscenza di base, e io cerco nel mio piccolo di far capire queste cose. Nulla di trascendentale, non voglio cambiamenti drastici, mi piacerebbe che un poco alla volta la gente prima riflettesse anche un po' sul peso delle azioni, veramente piccole cose che però moltiplicate per tante volte possono dare un risultato effettivo.